Allora, innanzitutto partiamo con le previsioni. Le previsioni sono positive per il 2025, è una regione che continua a crescere, è ambita come meta turistica internazionale. Il 2024 si è chiuso molto bene, a parte qui a Natale una leggera flessione su, diciamo, in particolare le città d'arte, ma il turismo italiano, cioè il turismo domestico, mentre gli stranieri continuano a venire. Però abbiamo un boom importante di alcune località. Penso al termale e alle nostre splendide montagne. I turisti stanno arrivando, soprattutto stranieri, e quindi insomma ho visto già nelle prime settimane di dicembre c'era già il tutto prenotato e esaurito, addirittura 80% di prenotazioni. 25-70 mi da tanto partirà in maniera positiva, stessa cosa dicasi dell'agricoltura, l'agricoltura che comunque ha le sue difficoltà, indubbiamente legate soprattutto al tema del cambiamento climatico, che quindi impone agli agricoltori di fare molti sforzi, però è anche vero che abbiamo messo molte risorse come CSR per aiutare questo mondo. Ne approfitto però per fare gli auguri di Natale, di Santo Natale, non solo al mondo agricolo e turistico, ma a tutti i veneti, e soprattutto un felice 2025.